Non avrebbe fatto in tempo a scartare per evitare l'autocisterna ferma e i militari impegnati nei rilievi. Potrebbe essere questa la spiegazione del dramma che ieri nel tardo pomeriggio è costato la vita ad Antonino Modica, appuntato scelto 55enne, travolto e ucciso dal tir sulla Transpolesana nella zona di Villa Marzana. Ecco il luogo della tragedia nelle immagini di Rovigo in diretta. Grave l'autista della cisterna, ferma per perdita di gasolio, emergenza per la quale il capo equipaggio della stazione di Arquapolesine era intervenuto. L'Arma in lutto in queste ore ha fatto sentire la propria vicinanza alla moglie e ai due figli del militare. Il capo dello Stato Sergio Mattarella ha scritto al comandante generale: ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dell'appuntato scelto Antonino Modica. La prego di far pervenire ai familiari i miei sentimenti di commossa partecipazione al loro cordoglio. Con un tweet interviene anche il ministro della difesa Elisabetta Trenta, esprimendo cordoglio alla famiglia e all'Arma a nome delle forze armate. Per l'intera giornata le istituzioni hanno fatto sentire la propria vicinanza alla famiglia del carabiniere morto nel Rodigino. Messaggi dal capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Graziano, e il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Vecciarelli. È morto come è vissuto, nel dovere per il dovere. Il suo sacrificio resterà vivo nella memoria di tutti i carabinieri, si legge in una nota del comandante dell'Arma, il generale Giovanni Nistri, inviata alla moglie Elisa e ai figli Luca ed Elena.